Tra poco analizzeremo meglio la situazione di queste due squadre. Intanto andiamo a scoprire le due formazioni, le scelte degli allenatori. Roma in campo con Gianmatteo tra i pali, in mezzo al campo Nicocelli, Guerini, Popa e Camel. A disposizione di Emanuele Di Vittorio anche Andretta, Rosa, Gabriel Zigno, Bobadilla, Zandri, Lombardino e Balducci. Risponde l'Itria che schiera tra i pali Palazzo, in mezzo al campo Punzi, Araujo, D'Aversa e Ricci. A disposizione di Bruno Da Silva, in panchina con le stampelle ci sono anche Baccaro, Borselli, De Simone, Laddomada, Fed e Fanelli. Assenza pesantissima quella per squalifica di Marco Rosato, autore di 14 gol, il secondo bomber dell'Itria, dietro ovviamente al fenomenale Araujo. Tutto pronto al To Live, sarà la Roma a dare il fischio d'inizio di questo match. Nicocelli nel cerchio di centrocampo, si comincia, tocco sulla sinistra per Guerini, Nicocelli imposta a lui, pallone all'indietro per Gianmatteo che guadagna metri, primo possesso del match con Guerini che cerca il pallone per Camel, trova la chiusura di Punzi, rimessa laterale per la squadra di casa, a caccia del primo successo del 2025, momento difficilissimo per la Roma che ha bisogno di punti per la salvezza. Gianmatteo con i piedi, Camel, il capitano, avanza, supera il centrocampo, poi ricomincia da dietro, Popa aggredito, non si scompone, ancora Camel, sempre Roma, cerca l'azione personale, ne salta due, cambio di fascia, Guerini, finta, si accentra, Guerini, Palazzo a dire di no, prima chance del match, avvio aggressivo della Roma. Popa prova a danzare sull'out di sinistra, tocca per ultimo, rimessa per l'Itria, e allora la prima iniziativa dei pugliesi, reduci dal 9-4 nel turno infrasettimanale contro la Ternana. Una boccata d'ossigeno dopo un periodo complicato, 3 sconfitte di fila per i pugliesi, prima appunto del successo contro la Ternana maturato martedì nel turno infrasettimanale. D'Aversa sulla sinistra, il pallone per Punzi che vuole chiudere il triangolo, è in vantaggio Nicocelli che controlla la traiettoria del pallone, si accontenta del fallo laterale, ancora Roma con la sfera tra i piedi. Nicocelli, Popa, Guerini, aggredito da Araujo, lo salta, ne salta anche un altro, alla fine pallone sul fondo con la rimessa già effettuata con le mani da Palazzo. Araujo aggredito, Ricci, Araujo, pallone complicato per Punzi, e allora ancora Roma, è partita alla grande la formazione di Vittorio che non vince in campionato dal 28 dicembre, 6-1 sul campo del Cusmolise. L'errore di Guerini, il possesso per la squadra ospite con D'Aversa che tocca all'indietro, Ricci, Punzi, Araujo deve ancora accendersi, controllo complicato del 12 aiutato da Ricci che cerca l'avventura, vince un rimpallo con Camel, ancora Ricci sulla sinistra, il pallone entra in area di rigore e arriva il vantaggio dell'Itria, un po' a sorpresa al terzo minuto, la squadra ospite sblocca il match del To Live. Azione rocambolesca, la caparbietà di Ricci e l'1-0 dell'Itria dopo 2 primi e 3 secondi di gioco, punita la Roma che aveva iniziato molto bene il match e che adesso si prende un calcio di punizione, il fallo di D'Aversa che chiede scusa a Camel in questo duello tra numeri 22, primo fallo del match, la Roma ha già battuto.
Popa, sinistro-destro, campo finito, rimessa laterale allora per la squadra avanti nel punteggio. Ricci all'indietro, pallone per Punzi, profondità, pallone imprendibile per D'Aversa. Allora Gianmatteo con le mani, Guerini, Nicocelli, Camel. Solito duello tra 22 con D'Aversa, pallone per Popa che rischia, perde la sfera, allora D'Aversa calcia e flirta con il gol del 2-0, occasionissima Itria, dormita della Roma che stava per farsi male da sola. Adesso Camel, Nicocelli, Camel imposta lui, ha tempo per ragionare, la chiama e la riceve Andretta che viene aggredito, esordio in questo match per Andretta che chiede aiuto a Guerini, aggredito anche lui, scavetto per Nicocelli sulla destra, va Nicocelli, Dudu, poi Andretta, Nicocelli per Camel, Palazzo salva la risposta della Roma vicina al pareggio con Camel. Punzi attaccato da Andretta, attenzione, Guerini intercetta, Palazzo salva, secondo miracolo consecutivo di Palazzo che preserva il vantaggio dei suoi. È mancato un pizzico di lucidità a Guerini, ma insiste la Roma. Andretta da lontano, pallone respinto, rimessa laterale per i giallorossi. Buono l'impatto nel match di Lucas Andretta, classe 2007. Fermato adesso, allora ripartenza Itria, la chiusura di Nicocelli che si prende anche il fallo laterale. Andretta imposta, Camel riceve contro Araujo che lo ferma in fallo laterale. 3:49 sul cronometro del Tulib e avanti l'Itria qui in casa della Roma in questa 27esima giornata del girone B di A2 Elite, se preferite la 7ª di ritorno. Punti che pesano per l'Itria che con questo risultato tornerebbe in zona playoff grazie alla sconfitta di ieri del Futura contro la capolista Capurso, ma manca ovviamente una vita, 36 minuti per l'esattezza. Rimessa laterale per la squadra avanti nel punteggio, Araujo in mezzo, la conclusione di Punzi, 2 volte e 2 volte la respinta di Guerini che nel secondo tentativo ci ha messo letteralmente la faccia. Rimessa laterale per i pugliesi che insistono. Araujo vuole puntare, calcia, Gianmatteo si distende, ancora Itria con Fed che lotta con Nicocelli. Rimessa Roma, partita con tante occasioni da gol. Araujo, Punzi, Araujo, 24 gol in campionato, secondo posto in classifica dietro all'inarrivabile Lamas, protagonista di una stagione da sogno l'argentino. Ma anche Araujo sta facendo qualcosa di straordinario, come ormai ha abituato un po' tutti i suoi tifosi. Cercato Araujo, Andretta forse con il braccio per il direttore di gara, però sarà semplice rimessa laterale, battuta da Araujo che dialoga con Fed, contatto con Andretta, fischia il direttore di gara, fallo di Fed, incredulo il 20 di Bruno da Silva, tant'è, calcio di punizione per la Roma, secondo fallo dell'Itria quando sono trascorsi 4 primi e 56 secondi di questo primo tempo. Ancora Fed a dialogare col direttore di gara, si danno il 5 i due, tutto chiarito, possesso per la Roma con Andretta
in avanti, si gira la grande Bobadilla, diagonale fuori di poco. Diamo uno sguardo anche alle altre partite del girone. Lazio avanti sul campo del Giovinazzo, 1-1 tra Cusmolise e Melilli, 3-1 per il Pescara sul campo del Mascalucia, mentre l'Itria si rende ancora pericolosa con l'iniziativa di Laddomada, pallone alto sopra la traversa. Chiudiamo il resoconto dei risultati con il 5-2 a favore del Taranto sul campo della Tombesi. A terra Ricci, dolorante il numero 8. Adesso i giocatori della Roma vanno a sincerarsi delle sue condizioni. Accanto al numero 8 anche Fabrizio Bianchetti, allenatore in seconda della Roma. Ancora a terra Ricci, ma il gioco riprende con il possesso dell'Itria, che ovviamente spera non sia nulla di grave per il suo numero 8, viste già le assenze. Attenzione, Guerini recupera, ancora Palazzo a chiudere lo specchio. Altra chance per il 10, altra parata dell'estremo difensore. Ancora Roma con Andretta. Gianmatteo con i piedi, trova Camel. Andretta a campo sulla destra, se lo prende, atterrato da Laddomada. Calcio di punizione e giallo, prima ammonizione del match. Cartellino giallo sventolato in faccia al numero 18 di Bruno da Silva. Sesto minuto del primo tempo e avanti l'Itria qui al Toulev in casa della Roma. Andretta sul punto di battuta e a quota 3 falli l'Itria, che deve fare attenzione, nessuna scorrettezza per la Roma in questi primi 5 e 45 secondi. Fischia il direttore di gara. Andretta, Bobadilla, tocco di ritorno, schema troppo sofisticato. Alla fine Popa ricomincia da Gianmatteo. Popa in avanti, Bobadilla con il mancino, murato da Fed in fallo laterale. Bobadilla a quota 12 gol in campionato, unico giocatore in doppia cifra della Roma, a testimonianza delle difficoltà della squadra giallorossa in questa stagione. Una stagione che doveva essere gloriosa dopo l'annata passata, con la squadra di Vittorio capace di conquistare sia i playoff che la Final Four di Coppa Italia. Quest'anno le ambizioni erano altissime, il campo finora sta dicendo il contrario, con i giallorossi invischiati nella lotta per non retrocedere. Un punto di vantaggio sulla zona play-out sul Mascalucia, impegnato contro il Pescara. Popa fermato, Guerini alimenta, prova il 10, profondità, Bobadilla scivola, attenzione Camel! Il pareggio della Roma con Luca Camel al settimo del primo tempo, 1-1 al Toulev. Parità ristabilita e time out chiamato da Bruno da Silva per riordinare immediatamente le idee dopo questo gol incassato.
Ottavo gol in campionato per Luca Camel, 1-1 al Tuliv, possesso Itria dopo il time out. Araujo deve ancora accendersi, il brasiliano, che punta a Guerini, pallone centrale per Fed, ha capito Bobadilla, poi riparte Camel. Un po' di confusione, Punzi vuole mettere ordine, alla fine la butta il più lontano possibile, pallone comodo per Gianmatteo che avanza, supera il centrocampo, ricomincia da Camel, la chiama Guerini, lancio lungo verso il 10, pallone semplice per Palazzo che ha già fatto ripartire i suoi. Punzi, Araujo, punta Bobadilla, sfida sulla destra, Araujo attraversa il campo, cambio di lato, malinteso, rimessa Roma. Cambi per Di Vittorio, Nicocelli, Popa, aggredito, chiede aiuto a Gianmatteo, pronto il rilancio, effettuato, Nicocelli sponda, chiede un tocco con il braccio di Punzi al limite dell'area di rigore, deve accontentarsi di un calcio d'angolo. Torna in avanti la squadra di Emanuele Di Vittorio con Popa sul punto di battuta per questo corner. Ha capito tutto Fed, rimessa laterale, ancora Roma in zona d'attacco, possesso sulla tre quarti offensiva, fa rispettare la distanza il direttore di gara. Popa scambia con Nicocelli, ancora Popa, aggredito, rischia tantissimo, alla fine ricomincia da Gianmatteo che rilancia consegnando la sfera al collega, andrà a Palazzo con le mani per questa rimessa dal fondo. Quando siamo giunti all'ottavo del primo tempo, parità al Tuliv 1-1 dopo il vantaggio dell'Itria, il pareggio di Luca Camel pochi istanti fa. Fed, Punzi chiede uno scatto a D'Aversa, arriva in ritardo e allora rimessa Roma con Gabriel Zigno che lascia la battuta a Nicocelli. Popa centralmente, D'Aversa, Fed, le indicazioni di Bruno Da Silva dalla panchina, giocatore allenatore, adesso solo allenatore in questa fase dopo il brutto infortunio a inizio 2025, rottura del crociato per lui, costretto a soffrire dalla panchina. D'Aversa, Punzi, Fed di prima, la domada, Punzi, contromovimento di D'Aversa, servito, ancora Punzi, possesso Itria. L'errore del 2 che chiede scusa e allora rimessa laterale per la squadra di casa con Popa, Daniel Popa, classe 2003, che batte all'indirizzo di Nicocelli, si torna da Popa, tanti giovani in campo oggi. Bobadilla preso in controtempo, Gabriel Zigno, provano a spiegarsi i due, possesso Itria, Araujo, la domada, batte questo fallo laterale, scambia con Punzi, Araujo, chiude Bobadilla, ancora Araujo, Punzi, Araujo, pallone rischioso, attenzione Gabriel Zigno, Palazzo provvidenziale, davvero tante uscite per il numero 1 che ha spesso salvato l'Itria. Nicocelli in avanti, pallone interessante, Bobadilla in mezzo, chiusura, poi Popa a terra, non c'è nulla, ripartenza pugliese con D'Aversa, ancora il 22, D'Aversa vuole lo spazio per il mancino, viene raddoppiato e chiuso, ripartenza Nicocelli, rimessa Itria. Quando ci avviciniamo inesorabilmente alla metà del primo tempo, 10:45 all'intervallo, equilibrio al Tuliv,
in questa 20ª giornata del girone B di A2 Elite. Entrambe le squadre si erano qualificate per la Coppa Italia, ma sono uscite al primo turno. Attenzione, Fed, super giocata, Gianmatteo chiude e salva la Roma. Guerini prova ad accendersi il 10, Camel chiuso, allora Araujo, riparte il 12, Araujo fa tutto da solo, si prende il fallo laterale. Dicevamo, entrambe le squadre eliminate al primo turno di Coppa Italia dopo essersi qualificate nella passata stagione per la Final Four. Roma eliminata dal Capurso, Itria a sorpresa dal Cusmolise, sconfitta in casa 6-8. Araujo sul corpo di Camel, calcio d'angolo. E allora Fed sul punto di battuta, in mezzo forte Gianmatteo, seconda chance per il 20 di Bruno, il velo, poi Araujo con il destro, palla fuori di poco, chance Itria da palla inattiva. Guerini, Nicocelli, Lombardino, Guerini fermato da Fed che entra in area di rigore, mette in mezzo, se la cava la Roma sulla conclusione a botta sicura di Punzi. Buon momento per l'Itria, si accascia a terra il 22 D'Aversa, Andrea D'Aversa. Nulla di grave. E allora gioco che può riprendere con il possesso pugliese quando siamo entrati nella seconda metà del primo tempo. Rimessa laterale, Araujo calcia, facile per Gianmatteo che ha già servito Camel, aggredito da D'Aversa, si gira, giocata, triangolo con Lombardino, pallone a cercare Guerini, si immola Punzi. Bella ripartenza della Roma che qui con pochi tocchi si era lanciata verso la porta avversaria. Lombardino, Camel e poi Nicocelli nel cerchio di centrocampo, apertura sulla destra per Guerini, attaccato in maniera molto aggressiva da Punzi, tutto regolare per il direttore di gara, semplice rimessa laterale a 9:36 dall'intervallo. Camel in avanti, nuova chiusura, nuova rimessa laterale, Roma che resta sulla tre quarti offensiva. Lombardino, Nicocelli, c'è la potenza, manca la precisione, sarà rimessa dal fondo a 9:31 dal termine di questo primo tempo che vede il punteggio sull'1-1 qui al Touleave in questa 20ª giornata, la 7ª del ritorno del girone B di Serie A2 Elite. Fed attaccato, rischia sulla pressione di Lombardino, alla fine concede il fallo laterale. Allora Guerini, pronto il 10, una sorta di calcio d'angolo, scucchiaiata, Nicocelli al volo, Fed sulla linea, bellissima la coordinazione di Dudu Nicocelli, ha salvato il 20 di Bruno sulla linea, sarebbe stato un gol capolavoro. È una semplice rimessa laterale per la Roma che adesso perde il pallone. A terra Punzi, si prosegue, allora Camel, Nicocelli di prima, Guerini riceve, anzi Lombardino, scusate, Nicocelli, Camel, Nicocelli, adesso Guerini, cercato con un pallone complicato, ha preso una pallonata sul viso il 10 di Di Vittorio, chiede scusa Araujo, 5-3-2. Araujo, Fed, Araujo, Guerini in fallo laterale. Un po' di nervosismo
per il numero 10, richiamato anche dal suo allenatore. Gioco che riprende, cerca il controllo Fed, pallone complicato e allora rimessa laterale per i giallorossi a 8:43 dall'intervallo. Guerini, Lombardino sulla sinistra, cerca la magia, fermato, Fed pensa al destro, lo prova, fuori di poco, chiede il calcio d'angolo, non viene accontentato, rimessa dal fondo già battuta. Camel, Lombardino centralmente, ha un po' di spazio, aggredito, fermato, Araujo, murato da Lombardino che si fa perdonare concedendo il male minore, vale a dire il fallo laterale. Battuto, Punzi, imposta sempre lui, Fed di prima, Araujo contro Camel, bel duello, rimessa laterale. Araujo, scucchiaia, Fed perde il pallone, Guerini riparte a tu per tu con Palazzo, Guerini 1 contro 1, Palazzo miracoloso sul tentativo di suolata di Guerini, vince ancora il numero 1 dell'Itria. Ennesima parata sensazionale in questo duello con Guerini che finora ha premiato sempre il portiere ospite. Rosa, Gianmatteo, che chance per la Roma, ha rischiato tantissimo l'Itria. Punzi questa volta bada al sodo, pallone scacciato via, rimessa laterale per i giallorossi con Bobadilla che torna in campo. Dall'altra parte di nuovo sul rettangolo di gioco D'Aversa che fa rifiatare Punzi. Nicocelli, Rosa, Bobadilla, spalla alla porta, si gira, Bobadilla fermato. Ripartenza Itria. Araujo chiuso, Rosa ricomincia, Nicocelli, Rosa cerca la giocata sulla destra, viene fermato in scivolata da D'Aversa, è sparito il pallone e allora bisogna aspettare qualche istante per la ripresa del gioco. 7:17 al termine del primo tempo, 1-1 al Toulev. Di Cocelli per Gianmatteo con i piedi, l'estremo difensore giallorosso che supera il centrocampo. Rosa sulla sinistra, palla in mezzo, Araujo recupera, imposta bene per D'Aversa che va a puntare Nicocelli, la chiusura del 14 che poi riparte con personalità. Ottimo lavoro di Dudu Nicocelli che si prende anche gli applausi della sua panchina. Guerini, Nicocelli, la vuole ancora il 10, ignorato, si va da Rosa, adesso Bobadilla, tocco di ritorno impreciso, Fed in avanti, Araujo non controlla, Bobadilla si prende il fallo laterale, poi si scusa con Guerini. Possesso per Rosa che ricomincia da Gianmatteo. Rosa in avanti, tocco impreciso, tanti errori in questa fase quando mancano 6 primi 29 secondi all'intervallo di questo match. Punzi, Araujo aggredito da Guerini, rimessa dal fondo Palazzo. Bobadilla, Guerini, controllo difettoso, bruciato da Araujo, D'Aversa rischia anche lui, alla fine concede il fallo laterale, eccesso di confidenza del 22. Allora Roma che può attaccare con Nicocelli in posizione di ultimo uomo, si ricomincia da Gianmatteo. Rosa servito e aggredito, si è mosso Bobadilla, cercato ma non trovato, allora D'Aversa, Gianmatteo vola, grande riflesso e pallone in calcio d'angolo. Punzi chiuso, Nicocelli il più lontano possibile. D'Aversa
Punzi in avanti nel vuoto, nella terra di nessuno, tra le braccia di Gianmatteo, autore di una grande parata pochi secondi fa. Non è una fase bellissima del match, tanti errori da una parte e dall'altra. Adesso Araujo prova a illuminare con la sua tecnica. Bobadilla attento, lo ferma in fallo laterale. Araujo, Fed sul muro giallorosso e allora Palazzo, lancio lungo, la testa di Bobadilla che mette in fallo laterale. 316 secondi all'intervallo, 1-1 al To Live. Araujo, Ricci che è rientrato in campo dopo l'infortunio accusato a inizio match. La pressione della Roma a complicare il fraseggio dell'Itria. Araujo attaccato da Nicocelli che recupera, Palazzo salva, follia di Araujo. Nicocelli per poco non castiga l'Itria. Roma a un passo dal 2-1. Sta esagerando Araujo quest'oggi, non è il primo errore. Adesso Ricci con una vistosa fasciatura perde il pallone, Popa calcia, Palazzo para anche questa. Grande protagonista il numero 1 di Bruno da Silva. Mentre seguiamo Fed, pallone complicato per Araujo, protesta Nicocelli che voleva un fischio del direttore di gara. Si prosegue con Ricci che gira su Fed, può puntare Bobadilla, si accentra, calcia, trova il corpo di Popa, rimessa laterale per l'Itria. Si fa sentire Bruno da Silva, le urla verso i suoi ragazzi che hanno concesso tanto nelle ultime fasi. Tanti errori difensivi che potevano costare molto caro alla formazione ospite. La Roma però non ne ha approfittato, merito anche di un Palazzo fin qui in giornata di grazia. Rimessa Itria a 4:17 dal termine del primo tempo. Ricci sul pallone, mette in mezzo Gianmatteo sui piedi di Punzi che non trova la coordinazione per ribadire in rete. E allora la Roma può ripartire con calma. Camel, Popa litiga con il pallone, possesso Itria. Ricci, Araujo, Punzi, Araujo, Fed, pallone impreciso e allora rimessa Roma. Popa, Camel aggredito, cerca di servire Bobadilla con la suola, pallone in fallo laterale, fuori Popa, dentro Andretta. Andretta allontana Ricci, pallone tra le braccia di Gianmatteo che abbandona i pali, supera il centrocampo, rischia qualcosa, fa tutto da solo.
alla fine è costretto a calciare in precario equilibrio. Rimessa dal fondo con Palazzo che ha servito Fed. Punzi, forse una deviazione di Gabriel Zigno. Nessun tocco secondo il direttore di gara. Allora possesso Roma. Camel. Prova il capitano, raddoppiato, fermato, chiede un fallo di mano, lo ottiene e allora se la cava così con il quarto fallo dell'Itria a 191 secondi dall'intervallo. Guerini, Andretta in mezzo a due, grande giocata, triangolo con Camel, conclusione, Palazzo con il piede a respingere il tentativo del 20, Roma ancora pericolosa. Andretta, Camel di prima, Guerini sulla sinistra, sfida Araujo, cambia idea e ricomincia da dietro. Camel, pallone sulla destra per Andretta, fermato e allora ripartenza Itria, il ritorno di Andretta e poi il controllo di Gianmatteo. Guerini, Camel, Gabriel Zigno chiuso da Ricci, poi Araujo, frenata, Araujo danza sul pallone, Araujo cambio di fascia, scambio con Fed, Araujo centralmente, pallone poi che termina tra le braccia di Gianmatteo, rilancio preciso per Andretta, controllo difettoso, applaude dalla tribuna Daniele Di Stefano, preparatore dei portieri della Roma, che gradisce la giocata di Gianmatteo, precisissimo nel rilancio con le mani. Adesso Nicocelli, tocco di ritorno impreciso e allora rimessa per l'Itria. Araujo, poco più di 2 minuti al termine di un primo tempo molto equilibrato, come dice anche il punteggio. Camel, Guerini, pallone che viene fatto uscire, allora ancora Camel, il capitano termina a terra, si prosegue, allora ripartenza Itria, Araujo sul secondo palo, se lo divora così Fed, occasione clamorosa per l'Itria. Chance gigantesca per il nuovo vantaggio ospite, mentre Camel viene invitato a rialzarsi dal direttore di gara. Aveva chiesto il fallo il 22 di Emanuele Di Vittorio, azione proseguita con l'Itria che si è divorata il gol del possibile 2-1 e allora si resta in parità a 110 secondi dal termine di questa prima frazione. Guerini, servito adesso da Gianmatteo, prova il 10, rischia tanto, Araujo recupera, poi Camel, alla fine Punzi, arriva però il fischio del direttore di gara e non è un fischio banale perché va a segnalare il quinto fallo dell'Itria che adesso non può più commettere scorrettezze, altrimenti concederà un tiro libero alla Roma. Roma 0 falli, quindi opposta alla situazione per le due formazioni quando mancano 90 secondi all'intervallo. Guerini, punta, Guerini, giocata, Guerini! Capolavoro del numero 10, Alessio Guerini, la Roma mette la freccia, 2-1 al Toulouse. Ha ribaltato tutto la squadra di Emanuele Di Vittorio. Araujo, Itria sotto nel punteggio per la prima volta nel match dopo il vantaggio di Ricci. La reazione giallorossa a ribaltare tutto con Camel e poi con la perla di Alessio Guerini. Avanti la squadra di Di Vittorio che cerca un successo che manca addirittura dal 28 dicembre. 6-1 sul campo del Cusmolise, ma ovviamente manca una vita. Rimessa Itria, conclusione, il pareggio di Ricci, 2-2, protesta la Roma.
E una furia Bianchetti che se la prende anche con i suoi ragazzi. Parità ristabilita. È durata pochissimo la gioia della Roma, che adesso prova con Popa, che tocca male Punzi. Ancora il 2 a impostare. Siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo. Lancio lungo, Gianmatteo comodamente. Guerini. Punta Ricci, profondità, Camel, tocco di ritorno, Guerini. Da posizione molto defilata, c'è anche la chiusura di Araujo che favorisce la presa alta di Palazzo. Adesso rischia l'Itria con Ricci costretto a mettere in fallo laterale. 15 secondi, Guerini, ultime emozioni del primo tempo, prova il 10, poi ricomincia da dietro, Nicocelli imposta, allarga sulla destra, Camel, cambio di lato impreciso e allora rimessa per l'Itria a 7 secondi dal termine della prima frazione. Ricci svirgola, pallone in tribuna, ancora 3 secondi. Ultimo tentativo per i giallorossi, serve un pallone in mezzo. Popa lo mette adesso, Ricci con la coscia e poi arriva la sirena che va a decretare il termine del primo tempo. 2-2 al Toulouse tra Roma e Itria, vantaggio ospite con Ricci, poi la rimonta della Roma che ha ribaltato tutto con Camel e Guerini. Alla fine il 2-2 sempre di Ricci per un primo tempo scoppiettante.
Si riparte, primo possesso del secondo tempo per l'Itria che manovra con Fed. La Domada riceve sulla sinistra il numero 18 che poi va da Punzi, pressato da Bobadilla, l'errore del 2 e allora possesso Roma. Bobadilla, controllo difettoso, questa volta la rimessa laterale è a favore dell'Itria che gestisce con Fed. La Domada, Araujo, pallone complicato, a vuoto Guerini, allora spazio per il 12, Araujo frenata, ancora il 12, vuole puntare Popa, calcia, palla fuori. Prima occasione del secondo tempo, nasce da un'iniziativa di Araujo, pallone fuori di poco, adesso Roma con Popa. Il rimprovero di Kamel sull'errore di Daniel Popa, si fa sentire il capitano della Roma. Rimessa Itria dopo 44 secondi del secondo tempo, 2-2 al Toulev dopo un primo tempo scoppiettante. Entrambe le squadre hanno bisogno dei 3 punti. Ci prova adesso l'Itria con Araujo che sembra aver iniziato con un altro piglio questo secondo tempo dopo una prima frazione un po' sottotono considerando le qualità infinite del numero 12. Punzi, conclusione, diventa un assist per la Domada che chiede il calcio d'angolo, non viene accontentato e allora rimessa con le mani già battuta da Gianmatteo. Kamel e Guerini, attende l'Itria e allora può ragionare con calma la formazione di casa. Popa, Kamel, attaccato da Fed, Kamel raddoppiato da Araujo, tocca per ultimo un giocatore dell'Itria e allora rimessa laterale per la squadra di Emanuele Di Vittorio. Guerini rischia, perde il pallone, la Domada, frenata elegante, poi recupera la formazione giallorossa. Ancora storie tese tra Kamel e Popa. Kamel adesso per Guerini, di nuovo Kamel, si allarga Gianmatteo per aiutare il compagno che però preferisce l'assist per Guerini, lo stava per fare, bellissimo, un'altra super giocata del 10, a un passo dalla doppietta, a un passo dal 3-2 la Roma. Fed con l'esterno in mezzo, occasionissima per la Domada, non c'è un attimo di respiro da una parte e dall'altra. Popa, 2 minuti spumeggianti al Toulev in questo avvio di ripresa, equilibrio in campo. Kamel raddoppiato, chiede aiuto a Guerini, cambio di fascia. Popa, Gianmatteo, il portiere, gestisce e poi trova Guerini, recupero dell'Itria. Fed allora, Araujo fa tutto da solo, calcia, palla alta di poco sopra la traversa, ennesima chance di un avvio di ripresa scoppiettante. Guerini, Kamel, Bobadilla, di nuovo Kamel, si fa vedere Popa, ignorato, cercato in avanti Guerini, anticipato in maniera precisa e puntuale da Punzi che mette in fallo laterale. Kamel, Popa, tocco di ritorno, Kamel si addormenta, Punzi lo brucia e poi si prende il calcio di punizione con Kamel che rischia anche il cartellino giallo. Semplice richiamo verbale per il capitano della Roma, primo fallo del secondo tempo. Fischia il direttore di gara, Araujo, rincorsa lunga, Araujo cerca la porta, trova il muro giallorosso, rimessa laterale per l'Itria.
Araujo lascia a Punzi, la chiusura doppia di Lombardino, poi Guerini prova a ripartire senza rischiare, D'Aversa in fallo laterale. Gianmatteo, Lombardino, cambio di fascia, Kamel riceve, poi di nuovo Lombardino, Kamel ancora, Bobadilla sulla sinistra, con calma il pivot di Vittorio che alla fine si prende il fallo laterale. Guerini, Kamel, Bobadilla si gira, calcia da posizione impossibile, chiede un tocco Kamel, tocco che non c'è stato, e allora rimessa dal fondo con le mani Palazzo, pronto al lancio lungo a cercare Araujo, pallone calibrato male, e allora rimessa laterale per la Roma dopo 3 minuti e 30 secondi della ripresa. Lombardino gestisce con calma il pallone, in avanti servito Bobadilla, spalla alla porta, pallone che viene fatto uscire. Guerini allora a sinistra per Kamel che prova a bruciare Araujo, ci riesce ma si trascina il pallone fuori, e allora D'Aversa, Punzi in avanti, anticipo di Guerini, poi D'Aversa fermato in fallo laterale da Kamel. Itria che può attaccare con Punzi, Ricci, Punzi, Araujo, Ricci, Punzi, di nuovo Ricci, il capitano allarga sulla destra per D'Aversa, doppio passo, finte, 1 contro 1 con Guerini che diventa 1 contro tutti, recupera alla fine la Roma che si distende con Bobadilla. Guerini, Lombardino fermato da Ricci, 2 contro 0, Ricci davanti alla porta, mette in mezzo Araujo, torna avanti l'Itria che sfrutta una follia difensiva della Roma. 3-2 per la squadra ospite al quinto del secondo tempo. 25esimo gol in campionato per Daniel Araujo, la firma del 12 a riportare avanti la squadra pugliese. Contro sorpasso Itria, di nuovo avanti la squadra di Bruno da Silva. La Roma si è fatta male da sola, protesta adesso la formazione di casa che chiede un calcio di punizione, lo ottiene per una scorrettezza su Alessio Guerini. Non è fallo, è rimessa laterale per i padroni di casa che comunque possono attaccare. Tocco all'indietro, scaduti 4 secondi, e allora possesso adesso per la squadra di Bruno da Silva, tornata avanti in questo inizio di ripresa grazie ad Araujo che adesso cerca in profondità Fed, anticipo di Nicocelli che però non riesce a controllare il pallone, e allora rimessa laterale battuta dall'Itria. Araujo, Ricci, Fed, Araujo, punta Nicocelli, giocata del 12 che come detto ha cambiato marcia in questo secondo tempo. Fed chiuso da Guerini, prova il 10, Araujo in fallo laterale, determinante anche dietro il giocatore brasiliano che qui ha fermato sul nascere la ripartenza di Alessio Guerini, concedendo il male minore, vale a dire la rimessa laterale. Guerini sarà lui a battere, pallone per Gianmatteo che allarga, Nicocelli centralmente per Kamel che gestisce male questo possesso, e allora Itria con Ricci, Araujo, si fa vedere Fed, scambiano i due, Araujo poi va da Ricci, di nuovo Araujo in avanti nel vuoto tra le braccia di Gianmatteo che lascia i pali, e poi serve Kamel, aggredito Kamel,
si gira, termina a terra, si prende il fallo. Parità nei falli, 1-1 in questa ripresa che vede avanti l'Itria per 3-2 sul campo della Roma. Con questo risultato la squadra di Bruno tornerebbe al quinto posto in zona playoff, mentre Bobadilla va un passo dal 3-3. Grande giocata da pivot, Palazzo a dire di no per l'ennesima volta. Bobadilla con il destro al volo, protesta il 9, riparte Palazzo che lascia la porta e poi conclude in maniera tutt'altro che impeccabile, rimessa dal fondo per Gianmatteo, pronto con le mani, pallone per Andretta. Bobadilla spalla alla porta, solito lavoro da Boa, poi Guerini di prima, Nicocelli perde un altro brutto pallone, allora Fed davanti a Gianmatteo, non perdona il numero 20, il poker dell'Itria, 4-2 al settimo del secondo tempo. E allora corre ai ripari Emanuele Di Vittorio dopo 2 gol regalati all'Itria. La Roma chiama il time out. Terminato il time out chiesto da Emanuele Di Vittorio per riordinare le idee dopo i 2 gol incassati dalla Roma in questo secondo tempo, doppio svantaggio per i giallorossi che hanno commesso errori imperdonabili dietro, puniti puntualmente dall'Itria con i gol di Araujo e Fed. Gianmatteo con i piedi guadagna metri, poi allarga sulla sinistra per Guerini, altro errore, altro pallone perso, questa volta rimedia Gianmatteo che mette in fallo laterale, ma la Roma non può rischiare così con questi 1 contro 1 senza la copertura. Fed, la domada, giocata, conclusione, Gianmatteo con il piede in calcio d'angolo, ancora Itria sulle ali dell'entusiasmo. La conclusione di D'Aversa, Gianmatteo sopra la traversa in calcio d'angolo. È una Roma che sta ballando in maniera paurosa in difesa. L'Itria la vuole chiudere per prendersi la seconda vittoria consecutiva e tornare in zona playoff al quinto posto dopo la sconfitta del Futura ieri sera contro la capolista Capurso. D'Aversa controlla e lui a rischiare in posizione di ultimo uomo, alla fine gioca di sponda con Guerini prendendosi il fallo laterale dopo 6 primi e 45 secondi di un secondo tempo che sta premiando l'Itria, avanti 4-2 sul campo della Roma. Lancio lungo, anticipo di Guerini, prova il 10, fermato e allora l'Itria riparte solo per un attimo. Nicocelli va via, calcia, Punzi si immola, Palazzo non riesce a evitare il calcio d'angolo. Tante emozioni ma anche una serie infinita di errori. Pallone in mezzo, conclusione di Bobadilla che cestina così una ghiotta chance per portare i suoi sul -1. Palazzo allora con le mani, Fed
controlla il 20, Araujo, Punzi, di nuovo Fed, si distende bene l'Itria, Fed, giocata, Fed, conclusione, palla alta sopra la traversa. È una fase in cui riesce un po' tutto ai giocatori di Bruno da Silva, ovviamente galvanizzati dal doppio vantaggio maturato in questo secondo tempo. Dopo il 2-2 dei primi 20 minuti regolamentari, Bobadilla fermato da Punzi in fallo laterale, cambio per Bruno, fuori da Versa, torna sul rettangolo di gioco Capitan Ricci, ma il possesso è della Roma. Nicocelli, Camel, Nicocelli aggredito, fermato, si lotta in mezzo al campo, Nicocelli, Gianmatteo la chiama Bobadilla, cercato, anticipo secco di Punzi, sempre molto attento il numero 2, ma ci prova la Roma. Nicocelli, Rosa, Gianmatteo come al solito molto coinvolto nella circolazione di palla dei giallorossi, come già avveniva con Marzio Gagno. Nicocelli si avventura, rischia, perde il pallone, ripartenza Itria, Punzi, pallone per Fed, Punzi, Gianmatteo in qualche modo evita il gol del 5-2. Camel, anticipo di Ricci, pallone in fallo laterale, 11 primi, 40 secondi alla fine di questo match, 20ª giornata, 7ª di ritorno del girone B di Serie A2 Elite. Popa, Camel vuole girarsi, si trascina fuori il pallone, rimessa per l'Itria, giallo per Camel, il primo ammonito per la Roma, dall'altra parte giallo per la Domada. Punzi, Ricci, Fed di prima a cercare Araujo, poi di nuovo Fed, la rimessa laterale per i padroni di casa. Gianmatteo, Popa, Camel di prima, trova Bobadilla, la difende il pivot, Popa sulla destra, pallone fatto uscire, Rosa a sinistra per Camel che vuole puntare, poi profondità, Bobadilla chiede una deviazione che non c'è e allora possesso Itria, rimessa laterale per la formazione ospite. Prima però le cure per uno dei giocatori a disposizione di Bruno, sembrano crampi, non riusciamo a riconoscere il giocatore. Era Fed il giocatore a terra, si è rialzato, si è accomodato momentaneamente in panchina, rimessa laterale per l'Itria, da rifare perché manca il fischio e il direttore di gara, un particolare non indifferente. Arriva adesso il fischio e il direttore di gara, pallone in avanti per la Domada che la domestica alla grande, la Domada in mezzo a due, giocata del 18, poi Rosa si riprende il pallone, aggredito anche lui, alla fine concede il fallo laterale all'Itria. Quando ci avviciniamo alla metà del secondo tempo, 10:47 al termine di questo match che vede la formazione ospite avanti 4-2 sul campo della Roma. Punzi, Araujo, Suolata, tocco di ritorno, ancora il 2, rischia tantissimo, allora Bobadilla davanti a Palazzo che dice di no. Poi Popa, fuori di nulla, doppia chance gigantesca per la Roma per riaprire il match e portarsi sul -1, ancora determinante Palazzo.
Araujo scivola al momento della conclusione e allora Gianmatteo comodamente blocca la sfera. Adesso Rosa supera il centrocampo, Rosa si prende il fallo laterale. Popa in avanti, Bobadilla fermato, rimessa laterale per la Roma. Camel cerca la giocata elegante, esagera, perde la sfera, allora attenzione, la Domada chiuso da una grande uscita di Gianmatteo che salva la Roma dal -3. Troppo leziosa la formazione di Emanuele Di Vittorio, soprattutto in questa fase con il doppio svantaggio, mentre Araujo a un passo dal 5-2, palo interno, ripartenza Roma, Popa murato da Araujo, blocca Palazzo e allora siamo già dall'altra parte, non c'è un attimo di tregua, ce la concede Ricci che preferisce ragionare ripartendo da dietro con calma, ritmi altissimi al Toulev. Punzi si prende il fallo laterale. Ci siamo un po' persi, il palo di Araujo a un passo dal 5-2, il 12 che si è acceso nel secondo tempo, ha cambiato decisamente ritmo e ha iniziato a illuminare il gioco dell'Itria come spesso accade. Fed, quando il campo però è finito, rimessa laterale per la Roma a 9:23 dal termine del match. Guerini aggredito, deve fare attenzione. Bobadilla, pallone di ritorno, Guerini, giocata, Palazzo super, calcio d'angolo Roma, scucchiaiata, Nicocelli, murato anche lui, ci sta provando la Roma, con cuore, con coraggio, la prestazione non sta mancando, ma i giallorossi hanno regalato troppo con errori folli in fase difensiva e l'Itria per ora non sta perdonando. Gianmatteo porta il pallone, Nicocelli di prima recupera l'Itria, ancora un 2 contro 0, Fed in mezzo, pallone pigro, salva Bobadilla, riparte Guerini, tutto da solo, fermato da Punzi, fallo netto, netto anche il giallo che arriva, così come arrivano le scuse del numero 2 di Bruno. Secondo giallo per l'Itria dopo quello alla Domada nel corso del primo tempo. Guerini, punta d'Aversa, si prende il fallo laterale, 8:39 da giocare, una vita nel futsal. Nicocelli sul punto di battuta, serve Guerini, serve la sua classe, allora Popa, si allarga Gianmatteo, riceve l'estremo difensore, di nuovo Popa, con calma la Roma. Guerini, pallone complicato, lo difende alla grande il 10 che poi cerca il tunnel, fermato, allora d'Aversa, riparte, chiusura di Nicocelli, Guerini con l'esterno, Gabrielzinho in mezzo, Nicocelli, azione magnifica della Roma che si porta sul -1, la firma di Dudu Nicocelli, 3-4. E allora a chiamare il time out questa volta è Bruno da Silva.
Terminato anche il secondo time out di questo secondo tempo, dritti fino alla fine, 8 primi, 11 secondi, tutti da vivere, con due formazioni che si stanno dando battaglia a viso aperto. Un solo gol a dividere Roma-Itria, recupero giallorosso, attenzione Gabrielzinho, traversa dopo il tocco di Palazzo, Roma a un passo dal 4-4. Che chance per la Roma, rientrata alla grande dal time out chiesto da Bruno Da Silva, ancora sotto shock l'Itria che vuole difendere però questo vantaggio fondamentale. Nicocelli, tocco troppo forte per Andretta, Palazzo per Araujo, chiuso da Gabrielzinho, calcio d'angolo secondo il direttore di gara, protesta Emanuele Di Vittorio. Ultimo tocco di Gabrielzinho che aveva protetto il pallone come se il possesso fosse della Roma. Attenzione a Punzi, allontana Andretta e allora rimessa laterale per l'Itria. 7:46 al termine, match in bilico al To Live. Punzi, la domada, Punzi imposta il 2, lancio lungo, malinteso con Araujo che era venuto incontro e allora la Roma può tornare a gestire la sfera con il pallone servito a Nicocelli, autore del 3-4 pochi istanti fa. Eccolo Dudu Nicocelli che ricomincia da Gianmatteo. Camel, Nicocelli, pallone in avanti nel vuoto, rimessa laterale per l'Itria. Andrà Araujo, lo scatto di Fed, cercato, anticipo di testa di Nicocelli, Gabrielzinho per Camel, chiusura, ancora Camel ad alimentare l'azione giallorossa, l'errore di Nicocelli che poi rimedia prendendosi anche il fallo laterale. Camel non riesce a tenerla in campo, troppa fretta qui di Nicocelli che voleva accelerare la ripresa del gioco, ha toccato però male verso il suo capitano. Possesso Itria con Araujo, Ricci tocca Camel, ancora possesso pugliese a 6:54 dal termine. Di prima Punzi per Araujo che la tiene in campo, punta Andretta, chiuso, allora Nicocelli alza il pallone, preciso il controllo allora di Gabrielzinho che va a puntare Ricci. Ottimo lavoro del numero 8 ospite che qui usa il fisico, l'esperienza e si prende il fallo laterale. Tocca malissimo Fed e allora è la Roma ad attaccare con questa rimessa sulla tre quarti, mentre torna in campo Alessio Guerini. Servito immediatamente il 10 che illumina per Camel, pallone troppo arretrato e qui sfuma una chance importante per i giallorossi che si erano costruiti molto bene l'opportunità. Araujo, pallone altissimo, la domada, cerca il controllo stellare, non lo trova, la Roma è già ripartita. Nicocelli in avanti nella terra di nessuno, Camel allarga le braccia sconsolato, serve testa in questa fase, il tempo per recuperare d'altronde c'è ed è tanto. La domada per Fed, rimessa laterale per i giallorossi, si lamenta Alessio Guerini, pronto a battere, si fa vedere Bobadilla, cercato, trovato, tocca per ultimo il numero 9 e allora l'Itria che sta sbagliando tantissimo, forse un po' stanca la formazione di Bruno Da Silva.
che si è presentata qui a Roma con poche rotazioni, complice anche la squalifica pesantissima di Marco Rosato, secondo marcatore dei pugliesi con 14 gol. Intanto arriva il fischio del direttore di gara, entrata dura su Bobadilla. Molto dolorante il numero 9 e allora gioco fermo per soccorrere il pivot della Roma. Attenzione, attimi concitati al to live. C'è stato qualche attimo di paura, lo ammettiamo, qui al to live. Sembrava aver perso conoscenza Bobadilla, che invece adesso si è seduto sul rettangolo di gioco e adesso viene aiutato a rialzarsi da Guerini con l'applauso di tutto il to live. Fortunatamente nulla di grave, ci siamo spaventati, ma Bobadilla si è rialzato, adesso cammina, si prende il 5 anche di Araujo. Un grosso spavento per tutti i giocatori che sono corsi in campo dalle panchine, hanno circondato il pivot della Roma, rimasto a terra. Fortunatamente nulla di grave per il numero 9 di Emanuele Di Vittorio, che adesso si è accomodato in panchina. Gioco che può riprendere dopo una fase di paura. 5:56 al termine del match, calcio di punizione della Roma. Roma sotto di un gol contro l'Itria in questa 20ª giornata del girone B di Serie A2 Elite. Andretta e Nicocelli i più vicini al punto di battuta. Andretta suolata, Nicocelli carica il destro, lo prova, pallone fuori. E allora Palazzo con le mani, serve il suo capitano Ricci in avanti, Araujo, brutto controllo, poi rimedia il 12, Ricci allora, salta Andretta, Ricci, pallone a cercare Punzi, tocco troppo forte, allora possesso Roma con Camel che ha già servito Nicocelli.
Guerini fermato da Araujo, va via il 12, Araujo, Gianmatteo in corner con il piede sinistro a dire di no al 12 avversario, che adesso si va a prendere il pallone. Andrà lui alla battuta di questo corner, scambio corto con la Domada, conclusione, Nicocelli respinge, poi Gabriel Zigno prova, alla fine una carambola che termina con il pallone sul fondo. Andrà con le mani Gianmatteo, prima però bisogna verificare le condizioni di Nicocelli, che si rialza anche con l'aiuto del direttore di gara. Nulla di grave per il 14, e allora operazioni riprese qui al Tuliv. Andretta con il petto, poi il sombrero, elegante il 20 che sguscia via tra due. Roma con il portiere di movimento, e allora il tutto per tutto da parte di Vittorio. A 5 dal termine, Camel si prende il fallo laterale. Guerini nel ruolo di power play, dentro anche Zandri, che non aveva giocato neanche un secondo fino a questa fase. Adesso lo butta nella mischia Emanuele Di Vittorio con il portiere di movimento. Camel, Nicocelli, Guerini, di nuovo Nicocelli nel cerchio di centrocampo, pallone a destra, Andretta, Nicocelli, Guerini, si va a sinistra, di nuovo Nicocelli, con calma la Roma, Guerini, Camel in mezzo, Zandri, Guerini, Nicocelli, Andretta, Nicocelli, Guerini, Camel, Guerini, Nicocelli. Non affonda la Roma, che attende l'attimo giusto, il varco giusto per fare male all'Itria. Guerini, Camel, Guerini, cambio di lato, Zandri in mezzo, Nicocelli calcia, pallone che stava per diventare buono per Andretta, che in estirata non ha trovato il pallone, poi rilancio, Gianmatteo in qualche modo sulla testa di Araujo, poi Zandri recupera l'Itria, allora Punzi in avanti, Zandri lascia passare, accontentandosi saggiamente della rimessa da fondo campo. E allora di nuovo il cambio con Guerini al posto di Gianmatteo, portiere di movimento per la Roma. Nicocelli, Guerini, Nicocelli, Guerini, scambio prolungato, sempre loro due, adesso si va a destra, Zandri fermato, perde un brutto pallone, Nicocelli lo recupera, poi Zandri per Guerini, controllo, Camel in mezzo, Zandri si divora un gol fatto a porta vuota, occasione clamorosa. Che chance per Niccolò Zandri, che a porta vuota ha avuto il pallone del 4-4. Resta avanti l'Itria, a terra Ricci, ancora problemi per il numero 8. Giornata complicata per il capitano, che però sta facendo la differenza in quella che potrebbe essere la seconda vittoria consecutiva per l'Itria, che con questi 3 punti scavalcherebbe il Futura e tornerebbe in zona playoff al 5° posto. Ancora a terra Ricci, respirano i giocatori in campo, respiriamo anche noi prima di un finale tutto da vivere. Gioco che riprende, gran pallone di Fed per Punzi,
pallone alto sopra la traversa, chance ancora per l'Itria, ma si resta sul 4-3 con un solo gol a dividere queste due squadre e la Roma che ci riprova con il portiere di movimento. Nicocelli aggredito, rischia, Guerini attaccato anche lui, si prende il fallo laterale. 182 secondi al termine, Guerini per Nicocelli, Andretta, Nicocelli attaccato, sbilanciato, calcio di punizione per la Roma, quarto fallo dell'Itria. Nicocelli, Guerini, Bobadilla, Guerini, cambio di lato, Camel sulla destra, Nicocelli, Camel, Nicocelli, Bobadilla, Camel, Andretta calcia con il mancino, non inquadra la porta e allora rimessa dal fondo. 156 secondi, tutti da vivere. L'Itria vuole conservare questo vantaggio, la Roma vuole evitare l'ennesima sconfitta. Lancio lungo, calibrato male, chiede scusa a Punzi che non trova Fed. Nicocelli, giocata, Nicocelli, Camel, Nicocelli sbatte su Fed, la conclusione improvvisa di Araujo.
20 secondi. La Roma, seconda vittoria consecutiva per la squadra pugliese che torna in zona playoff.